I comuni questa volta sono stati ascoltati, sì o no? Poco, sono stati ascoltati poco. Ricordo che i comuni sono l'espressione massima delle esigenze della comunità. I comuni ricevono un euro e lo erogano sotto forma di servizi alla cittadinanza. Se non è una bocciatura, poco ci manca, almeno nella parte dedicata agli enti locali. Così Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI regionale, guarda la manovra di bilancio in corso di approvazione a Roma e lo fa al di fuori di ogni logica di partito. Le casse dei comuni piangono, ma le risorse in tempi di caro energetico sono sempre meno. Conte è diretto. È fondamentale che il governo metta mano al portafoglio. Faccio un appello a questo governo che non sia una manovra delle marchette, nord, sud, Sicilia, insomma, che vengano date risposte post-elettorali, ma che vengano ascoltate quelle che sono le esigenze territoriali e soprattutto che venga premiata la meritocrazia. Trasferimenti che valgono per tutte le attività dei municipi, compresa l'accoglienza dei migranti, emergenza anzi fenomeno sulle spalle dei sindaci. È il caso dei minori non accompagnati. Ne abbiamo 34, costano 200 euro al giorno alla comunità trevigiana e di questi 200 euro 100 ci vengono rimborsati dal governo, quindi capite che c'è una differenza ancora di 100 euro che è sulle spalle dei cittadini trevigiani. Come il Comune dà risposta, noi chiediamo che sia anche il governo protagonista di questa accoglienza che rischia di mettere in ginocchio le amministrazioni comunali. E a proposito di migrazione, il prefetto di Treviso ha disposto l'accoglienza di 25 richiedenti asilo di nazionalità pakistana alla caserma Serena. Si tratta dei migranti che si trovano accampati nell'area Piani, per cui il centro sociale Giango ha annunciato una mobilitazione il giorno di Natale davanti alla prefettura. I 25 vanno ad aggiungersi ai 360 già ospitati nella struttura. È evidente però che il fenomeno continua, nel senso che probabilmente questa sera ne arriveranno altri, domani altri ancora, e quindi qui serve una risposta da parte dello Stato.